È fondamentale esserci. Diamo tutti il nostro contributo a costruire l'alternativa a Lega e 5 Stelle. Dimostriamo che il Partito Democratico c'è e ha una gran voglia di rimettersi in cammino, accanto a giovani, ai più deboli, a chi non vede prospettive di riscatto, a chi sogna un futuro più giusto e dignitoso. Gazebo aperti dalle 8 alle 20, il PD trevigiano è pronto per la chiamata alle urne nei 69 seggi allestiti nella Marca per le primarie del partito. 3 i candidati alla segreteria: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Alle primarie dei singoli circoli, tenutesi nel mese di gennaio, ha vinto Zingaretti con il 48,6%. La proposta di Nicola Zingaretti, che è stata anche quella che ha prevalso all'interno dei circoli sia in questa provincia sia a livello nazionale, è quella che consente di andare avanti, di segnare una nuova stagione, di dare un'alternativa vera a questo governo. Io credo che non rinnegando quello che è stato fatto, ma semplicemente scegliendo di correggere i nostri errori, imparando dai nostri errori, noi possiamo riuscire a dare un'alternativa giusta e credibile a questo Paese. L'ex ministro Martina, nei circoli della Marca, si è piazzato al secondo posto con il 37% dei voti. Ora i sostenitori della sua mozione sperano nel sorpasso. Stiamo a sostegno della posizione di Martina perché ci pare che la sua proposta sia quella più inclusiva e quella che allarga di più il campo. Il Partito Democratico, proprio per la situazione che stiamo vivendo in Italia e in Europa, ha bisogno di allargarsi, di allargare i propri limiti, il proprio perimetro, e Martina penso che abbia già iniziato e possa continuare a svolgere proprio questo lavoro di ampliamento e di espansione del partito. Meno big del partito ma tanti semplici militanti nella mozione che fa capo a Roberto Giachetti e Anna Ascani. Se si vanno a vedere i programmi delle altre due mozioni troveremo che c'è chi dice vogliamo cambiare il Partito Democratico, altri dicono vogliamo andare oltre il Partito Democratico. La mozione Giachetti dice facciamo nascere finalmente il Partito Democratico, quindi andiamo al di là di quelle che sono state le lotte intestine fra correnti e facciamo nascere finalmente un progetto che guardi al futuro. Per tutti l'importante è andare a votare e soprattutto, una volta che il nuovo segretario sarà eletto, far sì che sia davvero il segretario di tutti. Per esprimere la propria preferenza ci si deve presentare al seggio muniti di documento d'identità, tessera elettorale e contributo di 2 euro.